Ecco, Luca ha posizionato il pezzo, adesso la macchina parte. Questo è l'ultimo elemento per la costruzione di una finestra ovviamente artigiana con una macchina di ultima generazione, peraltro acquistata con risorse del programma di sviluppo rurale. Allora quest'oggi, e poi anche siamo peraltro a Molvena vicino a Vicenza, questo vi dicevo, e poi dopo andremo anche nei parchi, problemi dei consumatori e agriturismi. Sigla! Il pezzo è uscito ed ecco allora Luca che comincia ad assemblare la finestra. Questa è una finestra, vedete, non c'è bisogno assolutamente di chiodi, almeno in questo momento di nulla. Allora Giampaolo Sandonà, sì. Quanto è importante, ecco, questa attività artigianale che poi alla fine è ancora significativa, no? Sì, importante per lo sviluppo economico del nostro territorio. Siamo una realtà piccola, artigianale, che comunque produce dei prodotti abbastanza buoni, insomma, di qualità. Ecco. Quindi porte, finestre, comunque serramenti. Finestre, serramenti in genere, sì. Ecco, ma siamo venuti qui perché voi avete avuto questo finanziamento importante attraverso il GAL sul programma di sviluppo rurale per acquistare proprio questa macchina. Sì, questa è una sorta di robot, no? Sì, diciamo che questo è il cuore dell'azienda. Dove nasce il serramento con delle operazioni che prima si facevano in varie macchine e adesso viene concentrato in questo impianto. Quindi entrano i pezzi, la macchina è stata programmata, sì, sa benissimo cosa deve fare, esatto, e di volta in volta lo prepara per poi dare la possibilità, in questo caso a Luca, di riassemblare il pezzo. Esatto. Questa macchina è importante perché ci salvaguardia il lavoratore dal punto di vista della sicurezza. È molto avanzata in termini di sicurezza, di protezioni. È impossibile che l'operatore entri a contatto con gli utensili e di conseguenza che si provochi degli faccia male, dai. Ecco. E poi un'altra cosa, lo dico come si faceva una volta, si tocca con mano, vedete, questo è legno italiano. Sì. E da foreste certificate, il legno italiano. Ecco. Allora grazie a Giampaolo Sandonà e al suo lavoro, anche ai suoi collaboratori, e torniamo al legno. Non dimentichiamo che il legno è vivo, che il legno vuol dire lavoro, vuol dire storia, i nostri boschi, la nostra tradizione, ma soprattutto sono, in questo caso, prodotti di qualità. Allora grazie ancora. Allora qui da Molvena in provincia di Vicenza, noi adesso ci trasferiamo e a questo proposito andiamo a parlare di questioni dei consumatori. La Regione del Veneto presenterà nei prossimi giorni le controdeduzioni alle osservazioni della Commissione europea sulla proposta di PSR. L'approvazione definitiva del programma avverrà nei prossimi mesi. Le graduatorie dei bandi di finanziamento 2014 del programma di sviluppo rurale sono disponibili online sul bollettino ufficiale regionale regione.veneto.it e sul sito dell'organismo pagatore avepa.it. La proposta del programma di sviluppo rurale Veneto prevede 24 milioni di euro per l'ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Maggiori informazioni su piave.veneto.it. Eccoci qui, amiche e amici, a parlare anche quest'oggi di tutela del consumatore. Per farlo sono arrivato fino a Schio, esattamente in compagnia di Elena Bertorelli, che rappresenta l'associazione consumatori Casa del Consumatore. Benvenuta Elena. Grazie, benvenuto Claudio, benvenuti a voi. Elena, che cosa si intende per truffa porta a porta? Allora, per truffa porta a porta si intende un particolare modus operandi, una particolare modalità con cui dei soggetti malintenzionati si presentano presso le abitazioni dei cittadini millantando delle false credenziali, si spacciano per funzionari del comune o per funzionari di enti pubblici che sono lì per effettuare delle verifiche o per controllare gli impianti all'interno dell'abitazione. Ahimè,
Queste truffe prevalentemente sono nei confronti di persone anziane o persone deboli, quindi come possono difendere, soprattutto come possono distinguerli questi soggetti? Beh, diciamo che la legge prevede che per i venditori porta a porta sia previsto un tesserino di riconoscimento con all'interno riportati i dati anagrafici e una foto. Naturalmente però gli imbroglioni, soprattutto le persone veramente malintenzionate, le stofanti, si dotano di tesserini falsi e di uniformi altrettanto false, quindi noi consigliamo di non far entrare mai nessuno sconosciuto nelle abitazioni. Un caso eclatante recentemente successo qui a Schio? Certo, purtroppo recentemente è accaduto a 4 famiglie di anziani. Si sono presentati presso le loro abitazioni due individui che si presentavano come funzionari inviati dal comune per controllare l'andamento e la regolarità dell'impianto a gas. Vendevano un apparecchio che non è assolutamente obbligatorio, il salvagas, ottenendo il pagamento di una somma. I signori fortunatamente si rendevano conto di essere caduti vittima di un raggiro, si recavano presso la nostra associazione Casa del Consumatore Schio e noi li accompagnavamo dalle forze dell'ordine a fare una denuncia di truffa. Grazie a questo, lieto fine, ottenevano la restituzione. Facciamo Grazie, il possibile. Elena. Grazie Claudio, grazie a voi. Noi ci sentiamo per la prossima registrazione che qui verremo a fare. Voglio ringraziare anche le forze dell'ordine, non solo per la loro presenza quest'oggi, ma per la costanza con la quale seguono queste problematiche. Adesso la linea passa a Mimmo Vita e quando noi ci ritroveremo vi porterò a scoprire una grotta affascinante. Ecco, vedete qui, asse 4 leader, misura 312, azione 1, creazione e sviluppo di microimprese. Allora ecco perché siamo qui, noi siamo in un bel posto, ovvero a Pianezza, in provincia di Vicenza, dove la signora Eleonora Scalabrin ha costruito col marito, che non vuole farsi vedere, ha costruito questo bed and breakfast, 3 betulle, vero? Esatto. Allora, l'idea da dove è arrivata? L'idea era arrivata dal fatto di fare un ampliamento della nostra casa, rivolto anche a dare ospitalità e alloggio alle persone che si trovano in zona, sia per turismo e anche e soprattutto per motivi di lavoro. Quindi avete deciso di fare questa operazione che costava dei soldi e avete saputo che attraverso il GAL si potevano avere dei finanziamenti. Esatto, proprio così abbiamo saputo di questo bando pubblico che rientra nel PSR 2007-2013, quindi rivolto a un programma di sviluppo rurale e soprattutto rivolto alla creazione delle microimprese. Abbiamo provato a fare la domanda, abbiamo totalizzato un punteggio sufficiente e quindi ci hanno erogato una parte della somma che abbiamo speso. E questo è bene, quindi avete realizzato 4 camere. No? 3 camere, 3 appartamentini che adesso magari vediamo e poi anche, proprio nella colazione, bed and breakfast ovviamente. Esatto, sì, quindi oltre al dormire anche la colazione al mattino. Che si mangia qui? Cerchiamo di offrire comunque prodotti genuini, qualche magari torta fatta in casa, le nostre marmellate. Cioè avete un frutteto? Esatto, sì, abbiamo una piccola piantagione e la frutta che raccogliamo poi la facciamo trasformare in un laboratorio qui vicino. Ecco, allora vedete, c'è la possibilità anche in questo momento di crisi di inventarsi qualcosa. Allora grazie a Eleonora Scalabrin. Adesso non so se sapete che esiste il Buso della Rana, peraltro in provincia di Vicenza, relativamente qua vicino. Andiamo a vedere con Claudio De Stefani di che cosa si tratta. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Caro Mimmo, ti chiederai che cosa ci fa Claudio con un caschetto da speleologo? Lo sveliamo subito. Innanzitutto saluto Michele Ferretto, che è un amico che oggi mi ha fatto provare un'esperienza unica all'interno di questa grotta altrettanto unica. Siamo nel Buso della Rana, siamo in provincia di Vicenza, esattamente a Monte di Malo. Michele, perdonami, innanzitutto che ha a che vedere con la rana? Beh,
poco o niente con la rana e l'anfibio che normalmente conosciamo, ma il nome di questo posto deriva da quello che ci sta sopra la testa. C'è una grande parete e Rohan, un antico termine tedesco di antica origine, indicava proprio questa balza rocciosa, questa parete rocciosa, per cui questo posto, questo sito, questa grotta ha raccolto questo termine, ha preso il nome, tanto da diventare oggi Buso della Rana. Tu rappresenti tra l'altro Biosfera, che è una cooperativa che si occupa di che cosa innanzitutto? Beh, noi ci occupiamo di turismo legato alla natura e di divulgazione della natura. In questo posto, nello specifico, ci occupiamo di accompagnare le persone, i curiosi, ma più che altro gli avventurieri all'interno di questa grotta e far vivere un po' di avventura davvero speleologo. Dimmi solo quanto è grande all'interno questa grotta? Beh, potremmo, volendo, starci dentro dei giorni, perché stiamo parlando di circa 40 chilometri, più o meno, un po' meno forse, di sviluppo totale. Il giro che normalmente facciamo con le persone, appunto con i curiosi e gli avventurieri, dura più o meno 3 ore e porta all'interno di questa grotta, nelle viscere della montagna, per vivere appunto l'avventura e l'emozione di essere un po' speleologo. Quindi... Poi tra l'altro tu mi dicevi che questa grotta a sua volta è collegata a un'altra grotta. Sì. Infatti stiamo parlando del Buso della Rana, ma dovremmo parlare nello specifico del complesso ipogeo Rana Pisatela, che è un'altra grotta che si apre nell'altopiano che sta sopra le nostre teste e che recentemente negli ultimi anni è stata congiunta con la mamma rana, diciamo. Grazie Michele, adesso qualche passo lo facciamo ancora, intanto io congedo i nostri telespettatori perché la puntata finisce qui, ma naturalmente rinnovo l'invito per la prossima settimana, saluto anche Mimmo Vita che con me ha condotto la trasmissione. Arrivederci, si va? Andiamo.